Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sant'Agata insegnaci a pregare, l'invocazione dell'Arcivescovo Renna nel giorno dei festeggiamenti estivi della patrona di Catania, che celebrano il rientro delle reliquie da Costantinopoli. Nel pomeriggio Telecolor continuerà a seguire in diretta la processione. Crisi idrica, alcuni quartieri di Caltanissetta da 60 giorni senza acqua. La regione va in soccorso dei prodotti di eccellenza, irrigazione per arance e pesche. Il caldo concede finalmente una tregua, da domani in arrivo acquazzoni a macchia di leopardo, un ricambio d'aria che farà scendere le temperature. Comuni ancora alle prese con la sabbia dell'Etna. A Catania parte un nuovo piano di spazzamento meccanizzato. Il Codacons istituisce un comitato vittime della cenere vulcanica. Un uomo morto a Palermo, un altro in fin di vita a riposto nel catanese. Sono i due misteri di Ferragosto sui quali due procure hanno aperto altrettante inchieste. Vaiolo delle scimmie, l'infettivologo Cascio: non è un'emergenza, ma si devono aumentare i controlli. Calcio, comincia con una sconfitta il campionato di Serie B per il Palermo. Il Catania domani esordisce in casa in Coppa Italia di C, trofeo detenuto proprio dai rossazzurri. Stasera il Trapani sfida il Monopoli. Sant'Agata insegnaci a pregare. Con questa invocazione dell'Arcivescovo Renna si apre la giornata dedicata ai festeggiamenti estivi della patrona di Catania. Nel pomeriggio su Telecolor continueremo a seguire in diretta la processione. Giusy Lazzara. La festa d'estate in onore di Sant'Agata segna un momento speciale per i devoti che dopo i giorni di febbraio riabbracciano la patrona. Tanti anche i turisti che entrano nel vivo delle celebrazioni, che ricordano il rientro da Costantinopoli delle spoglie della Santa. Alle 19 la messa solenne, che sarà trasmessa da Telecolor in diretta a partire dalle 18:50. Quest'anno a celebrare al posto dell'Arcivescovo Luigi Renna, in convalescenza dopo l'infarto, sarà il vicario generale della diocesi Vincenzo Branchina. Attesa anche per la processione, sempre stasera, che porterà il busto reliquiario attorno alla cattedrale per rientrare poi nella sua cameretta. Sant'Agata insegnaci a pregare Dio come hai fatto tu. Con questa invocazione del nostro Arcivescovo viviamo la giornata di oggi dedicata al ricordo della traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli a Catania. Siamo a quasi 900 anni da quella data, attraverso la quale la nostra Chiesa assume in carico la responsabilità di custodire le reliquie, quindi la testimonianza virginale e martiriale di Sant'Agata. Stamattina nel corso della nostra diretta abbiamo rivissuto il momento pieno di commozione per l'uscita del busto reliquiario di Sant'Agata, poi esposto in cattedrale. Per i devoti è solo un arrivederci. A febbraio potranno vivere accanto alla Santa in processione per le vie della città. La crisi idrica in Sicilia non si arresta, ci sono città senza acqua da settimane e la regione corre in soccorso delle eccellenze. Francesco Triolo. C'è un quartiere a Caltanissetta in cui l'acqua non arriva da 64 giorni, in Niscima Poggio Fiorito, alla periferia della città. La pressione non è sufficiente per colmare la differenza di altitudine e l'azienda privata che gestisce il servizio in questi 64 giorni ha mandato le autobotti solo un paio di volte. Per il resto gli abitanti devono arrangiarsi con l'acqua minerale o con le autobotti private, i cui costi sono quadruplicati e arrivano a costare in media 300 euro al mese a famiglia. Sono gli effetti della crisi idrica in Sicilia che non si arresta e coinvolge anche altre città siciliane. Ad Agrigento la regione ha previsto ulteriori aiuti per l'agricoltura, potrà essere effettuata la seconda irrigazione di soccorso delle coltivazioni delle arance di Ribera DOP e della pesca di Bivona IGP. Il commissario delegato per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta, ha firmato un'ordinanza che stabilisce i volumi di acqua da prelevare per fronteggiare l'emergenza ed evitare la morte per disseccamento di colture pregiate in un'area di circa 7.000 ettari in provincia proprio di Agrigento. Altri interventi
interventi sono previsti per l'irrigazione degli agrumeti e dei pescheti e per la zootecnia delle aree del comprensorio di Borgo Bonsignore. Una decisione arrivata dopo la riunione in prefettura ad Agrigento, ma la situazione idrica è difficile ovunque. A Messina sono decine le segnalazioni di cittadini senza acqua, soprattutto nelle zone alte della città. Via Regina Elena, San Licaro, Annunziata, l'acqua arriva un'ora al giorno e in pochissima quantità. Difficile fare una doccia, figuriamoci. E dopo settimane di grande caldo, l'anticiclone africano concede finalmente una tregua con un consistente calo delle temperature. Francesco Aloi. Eccoci, finalmente è arrivato il primo stop dell'anticiclone africano. Secondo gli esperti, con la fine del lungo ponte di Ferragosto passerà anche il gran caldo, almeno per qualche giorno. Da oggi al lunedì, temperature giù di 8 gradi. E la gente ha bisogno di rinfrescarsi un po'. Ci vuole un po' più di fresco. Giornate roventi con l'AFA che ha segnato le ultime settimane in Sicilia. La colonnina di mercurio più volte ha superato i 40 gradi, ma adesso gli esperti hanno avvistato un vortice depressionario che dalle Baleari sta arrivando in Italia. In parole semplici, calo termico e pioggia. Finalmente, direi, dopo tanti mesi che non piove, mi sembra giusto che arrivi a piovere. E poi il periodo di siccità comunque dovrebbe finire, no? Prima o poi. Quindi sì, speriamo che le piogge arrivino. Palermo, Trapani e Messina dovrebbero essere le province più colpite dal maltempo. Acquazzoni a macchia di leopardo potrebbero riguardare le zone a ridosso dei rilievi, ma non è detto che la pioggia arrivi nelle aree più assetate della Sicilia. La fascia orientale, infatti, dovrebbe essere ai margini della circolazione depressionaria. Tra qualche giorno, comunque, le temperature torneranno a salire. Speriamo che gli esperti non si sbaglino. In bocca al lupo agli esperti e a noi. Comuni ancora alle prese con la cenere dell'Etna. A Catania è pronto un nuovo piano di spazzamento meccanizzato. Si inizia domani. Intanto il Codacons istituisce il Comitato Vittime della Cenere Vulcanica. Emanuela Corsi. Comuni ancora alle prese con la cenere dell'Etna. A Catania, colpita nuovamente dalla ricaduta di sabbia vulcanica di Ferragosto, è stato predisposto un nuovo piano straordinario di spazzamento meccanico dal 18 al 24 agosto. Si inizia domani da via Caserta, via Aosta e via Vicenza, dove dalle 18 alle 4 del mattino successivo i cittadini dovranno rispettare i divieti di sosta per consentire la corretta e completa pulizia di strade e marciapiedi. La Gema avvierà anche la raccolta porta a porta il 21 e 28 agosto e il 4 e 11 settembre. Sulla questione cenere si mobilita anche il governo regionale, con il presidente Schifani che, su sollecitazione del presidente dell'Ars Galvagno, si dice pronto a chiedere lo stato di emergenza a Roma. Il ministro Musumeci, sulle pagine del quotidiano La Sicilia, parla di evento fisiologico, non di emergenza, ed ipotizza invece il riconoscimento dello stato di mobilitazione nazionale. La pioggia di cenere vulcanica è un tema che si propone costantemente e va affrontato con un approccio organizzativo diverso, dice il ministro al quotidiano. In poche parole, gli abitanti etnei devono imparare a convivere e gestire la sabbia vulcanica come nei comuni montani avviene con la neve. Secondo Musumeci si dovrebbe piuttosto pensare a una gestione sovracomunale per raccolta, conferimento, ma anche riutilizzo della cenere stessa. Intanto, alla luce dei disagi subiti da cittadini e turisti dopo la chiusura nei giorni scorsi dell'aeroporto di Fontanarossa, il Codacons ha istituito il Comitato Utenti Vittime della Cenere Vulcanica. L'obiettivo principale del Comitato è quello di rappresentare e tutelare gli interessi degli utenti colpiti dalle conseguenze della cenere vulcanica. Forniremo assistenza legale alle persone e alle imprese colpite, aiutandole a ottenere indennizzi e risarcimenti per i danni subiti. Il Comitato si propone anche di sensibilizzare le autorità per ridurre l'impatto della cenere sulla salute dei cittadini. I carabinieri sono riusciti a rintracciare il giovane di 27 anni, presunto autore della tentata violenza ad una turista francese la notte di Ferragosto su una spiaggia di Balestrate vicino Palermo. La 19enne, che è riuscita a fuggire, lo avrebbe riconosciuto. Non è chiaro se i due si conoscessero già o se si siano incontrati per caso. L'uomo è stato ascoltato per diverse ore dalle forze di polizia. Un uomo morto a Palermo, un altro in fin di vita a riposto nel Catanese. Sono i due misteri di Ferragosto in Sicilia sui quali sono state aperte 2 inchieste. Maglio Viola.
Due misteri nel lungo weekend di Ferragosto in Sicilia, sui quali sono state aperte i 2 fascicoli di inchiesta. Dovrà essere l'autopsia a spiegare le cause della morte di un ghanese. L'uomo di 46 anni è stato trovato cadavere in casa in via Pietro Mignosi, nel popolare quartiere di Ballarò a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'abitazione, e i sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatare l'avvenuto decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il medico legale che ha eseguito l'esame preliminare sul corpo dell'uomo non ha riscontrato segni di violenza. La procura ha dunque disposto l'autopsia. Il secondo giallo di Ferragosto è avvenuto invece a Torre Archirafi, dove un uomo di 55 anni è stato trovato dai carabinieri con il cranio fratturato nei pressi del porticciolo del Borgo Marinaro del comune del Catanese. Considerate le sue gravi condizioni, l'uomo, dopo i primi soccorsi all'ospedale Sant'Isidoro di Giarre, dove una tacca ha evidenziato emorragia e frattura della teca cranica, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Garibaldi di Catania, dove si trova adesso ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda, su cui vige il massimo riservo, sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre. I militari sono alla ricerca di eventuali immagini delle telecamere della zona. Il 55enne verosimilmente sarebbe stato vittima di una pesante aggressione avvenuta in centro del paese in piena movida la notte di Ferragosto. Salvo Rina, figlio del defunto capomafia, è tornato per la prima volta a casa a Corleone e saluta amici e parenti dicendo di abitare al vecchio indirizzo in via Scorsone, strada che invece è ormai intitolata al giudice Terranova, una delle tante vittime del padre, morto nel 2017. Il giovane Rina ha scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, estorsione e riciclaggio. Si sarebbe anche sposato con una donna spagnola con tanto di ricevimento e 200 invitati, ma in paese nessuno ne sa nulla né conferma la notizia. L'amministrazione comunale però prende le distanze, condannando fermamente questo gesto di spavalderia che suona, dice una nota del commissario, come un vile attacco allo Stato e alle istituzioni. Un uomo di 88 anni è stato arrestato a Carini per aver tentato di picchiare in strada la moglie 85enne nel corso dell'ennesima lite. La donna è riuscita a rifugiarsi in casa e il marito avrebbe inseguita cercando di sfondare la porta. L'anziana vittima ha raccontato di avere subito per anni le violenze del marito, con il quale è sposata da 50 anni. Vaiolo delle scimmie, dopo l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche in Italia si alza la guardia. L'infettivologo Cash dice però non è un'emergenza, ma è giusto aumentare i controlli. Giusy Lazzara. L'Italia tiene alta la guardia sul contagio da vaiolo delle scimmie dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica di rilievo internazionale. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che non è stato riscontrato alcun caso e che la situazione è sotto controllo. E non è la prima volta che se ne parla. Già 2 anni fa ci fu un'epidemia in Europa. Il vaiolo delle scimmie è così chiamato perché l'infezione fu identificata per la prima volta nelle scimmie nel 1958, mentre il primo caso nell'uomo risale al 1970. È un virus endemico presente nella popolazione dell'Africa centrale e occidentale. Il contagio dall'animale all'uomo, dicono gli esperti, oggi avviene soprattutto con un contatto fisico con roditori infetti. Parlare di vaiolo delle scimmie, una patologia sessualmente trasmissibile che già nel 2022 era stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale di Sanità come un'emergenza pubblica. Ma ora ne ritorniamo a parlare perché emerge una nuova variante più pericolosa, di fatto associata con una mortalità 20 volte maggiore rispetto a quella del 2022. Questo quanto sta accadendo in Africa, in particolare in Congo, dove i casi si stanno moltiplicando. Diversa la situazione in Italia. Diciamo, la patologia di questo virus non c'è in Italia. Forse un caso è stato descritto in Svezia proprio in questi giorni, ma non è di fatto una emergenza attuale nella nostra nazione, ma l'attenzione deve essere mantenuta alta, i controlli devono essere fatte le tipizzazioni dei virus. La trasmissione del virus avviene, fa sapere il Ministero della Salute, per contatto diretto con persone infette che hanno le lesioni della pelle e delle mucose con fluidi corporei. Tutta la popolazione a rischio dovrebbe essere vaccinata,
popolazione a rischio si intende le persone che hanno rapporti sessuali promiscui. Quindi la raccomandazione è quella sempre di utilizzare il preservativo, che difende da tante malattie sessualmente trasmissibili. Adesso l'attenzione delle organizzazioni sanitarie mondiali dovrebbe essere indirizzata alla vaccinazione di quei paesi dell'Africa. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare del concerto dei Pooh a Catania tra poco. Oggi e domani al Summerfest di Catania protagonisti i Pooh, la band che ha fatto la storia della musica italiana. Marco Carli. Amici per sempre, il tour dei Pooh arriva a Catania. Red Canziane, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. Tocca a loro, attesi mattatori dunque anche alle pendici dell'Etna, dopo aver riempito dell'entusiasmo dei fan altre piazze siciliane, da Agrigento a Messina. Ci voglio stare che non c'è futuro, che la nostra vita è già segnata, vivo solo quando stiamo insieme, che fatica volerti bene. Altre serate di grande musica al Summerfest di Catania con il doppio concerto della storica band alla Villa Bellini. Quando in Italia si parla di gruppi musicali si pensa a loro, una delle poche formazioni ad aver attraversato interi decenni di vita del nostro paese. Un costante ritrovarsi nella solidità di un gruppo che resta moderno, attuale, mentre si avvia verso il 60° della propria attività. Un concerto che vive dei grandi successi di sempre, da cantare con i fan. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare tra l'altro del brutto esordio del Palermo. E siamo al calcio, comincia con una sconfitta il campionato di Serie B per il Palermo. Marco Gullà. Male, anzi malissimo la prima in campionato per il Palermo. Rosanero ieri sera sconfitte al Rigamonti per 1-0 dal Brescia. A decidere il match valevole per la prima giornata del campionato cadetto questo gol nel finale di Adorni, che ha approfittato della dormita generale della difesa palermitana. Ma i punti avrebbe comunque meritato il Brescia, che nella ripresa ha collezionato una serie di palle gol. E il Palermo ha giocato bene solo nel primo tempo, poi nella ripresa si è spento un blackout che ha permesso alla squadra di Maranna di crescere e iniziare ad avere in mano il pallino del gioco, e così sono arrivate le occasioni per la squadra lombarda. L'unico squillo del Palermo porta la firma di Ranocchia con questo bel tiro dalla distanza, poi solo Brescia. Desplances salva in 2 occasioni la porta, ma nulla può sul colpo di testa vincente di Adorni al 90°. Primo tempo bene, potevamo farla benissimo se avessimo creato qualche presupposto in più, perché le condizioni per essere più pericolosi abbiamo avuto i presupposti per essere più pericolosi, e poi negli ultimi 30 metri, 25 metri siamo un pochino mancati di precisione, di imprevedibilità. Questo non ci ha permesso di essere più pericolosi nel primo tempo. Il secondo, purtroppo spesso potrà succedere che il dettaglio, l'episodio potrebbe spostare, e così è stato, perché da una serie di cross abbiamo difeso abbastanza bene in uno degli ultimi, poi dopo purtroppo c'era poco tempo per recuperare. Male l'attacco rosanero, Brunori evanescente, Insigne di Francesco, ma in partita. E domani tocca al Catania, che esordisce davanti al proprio pubblico in Coppa Italia di C, trofeo detenuto proprio dai rossazzurri. Marco Carli.
Prima le cessioni, un po' un mantra in questa fase in casa Catania che si priva di un altro ingaggio pesante. La notizia già anticipata è la cessione di Andres Tejo alla Salernitana, in prestito con diritto di riscatto. Non certamente memorabile la parentesi del giocatore ex Benevento col Catania, mezza stagione, 12 presenze, un assist. Ora va alla Salernitana, da cui in arrivo Caleb Jimenez, trequartista in forza alla squadra campana, una sorta di scambio con il 2002 che arriva in Sicilia dopo una serie di prestiti al Seregno, al Vicenza e all'Atalanta Under 23, in cui si è messo comunque in luce con 3 gol e 2 assist nella seconda parte della scorsa stagione. Notizie che arrivano nell'immediata vigilia della partita di Coppa Italia di C col Crotone che si giocherà domenica al Massimino. Curiosità attorno ai nuovi arrivi in casa Catania che scenderanno in campo per la prima volta, visto che non sono stati schierati nella partita con la Carrarese per i motivi arcinoti. Sì, è la prima partita che possiamo utilizzare i nostri nuovi calciatori. Sarà la verifica prima dell'inizio del campionato. Catania che indosserà la nuova maglia con in bella mostra la coccarda tricolore della Coppa vinta proprio nell'ultima stagione, è entrata nella storia del club. Sul mercato ci sono poi nomi risaputi, soprattutto in attacco con Montalto su tutti e poi Gomez. De Rose potrebbe poi completare il centrocampo e serve ancora sfoltire, ma nel mirino adesso c'è il Crotone e la prima davanti al proprio pubblico. Oggi dobbiamo fare i conti con dei paletti e con dinamiche di mercato che tutte le squadre che vogliono rifondare o cambiare qualcosa rispetto alle annate precedenti non brillantissime devono fare i conti anche con queste dinamiche. Appuntamento stasera alle 21 per il Trapani al Provinciale contro il Monopoli nel secondo turno di Coppa Italia. Vediamo anche i movimenti del Messina nel servizio di Sergio Colosi. C'è tutto in Trapani Monopoli, secondo turno di Coppa Italia di Serie C, dal fascino della gara notturna all'esordio dei Granata davanti al loro pubblico, dall'entusiasmo per ciò che è stato con la promozione dalla D a ciò che potrebbe essere con una squadra costruita per l'alta classifica. E poi l'avversario, quel Monopoli che nel primo turno di Coppa ha eliminato il Foggia a domicilio e con Calvano e Miceli dal Taranto continua a rinforzarsi dopo la paura nei play-out della scorsa stagione. È il giorno dell'esordio in attacco dal primo minuto per Lescano, che nel 4-3-3 di Torrisi farà reparto con Kragl e Canutè, due che hanno tanta confidenza con la porta avversaria. Convocato anche Carriero, ultimo arrivato, di un mercato ancora bollente in casa Trapani, con 3 possibili acquisti: il difensore centrale Silvestri, il terzino destro argentino Fernando Torrent e un esterno offensivo. Trapani Monopoli sarà diretta dal palermitano Giuseppe Mucera, in caso di parità, supplementari ed eventuali tiri di rigore. Mentre il Messina oggi è tornato ad allenarsi, la società cerca rinforzi a costi moderati, accordo raggiunto con il difensore centrale Francesco Rizzo. C'è l'ok anche per l'attaccante Martino Cominetti, 0 gol in terza serie. Per la porta Perina è fuori budget, più abbordabile il sudamericano Dalmasso, già a Foggia con Pavone. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.